Vicepresidente, com'è il turismo, com'è la situazione del turismo oggi in Veneto e cosa si prevede per il futuro? Beh, il turismo, nonostante la crisi molto forte a livello nazionale e internazionale, sostanzialmente ha tenuto, abbiamo perso una minima percentuale di arrivi, ma questo non ci consola affatto, dobbiamo invece continuare ad investire moltissimo. Il mercato americano ha sofferto, ma stiamo investendo molto proprio oltre che consolidamento sul resto dell'Europa. Quali sono state le esigenze che vi hanno spinto a inviare questo conflitto? Ma il fatto che non si può più oggi ragionare in termini di un sistema deglobalizzato, non possiamo più ragionare in modo parcellizzato, dobbiamo avere una visione di medio-lungo periodo molto chiara, letta in maniera molto semplice dagli operatori, e quindi anche le risorse che le varie istituzioni mettono a disposizione per gli operatori devono essere destinate ad un obiettivo che sia di alto respiro, degno di una regione come il Veneto. Quali sono stati gli elementi di riflessione, di spunti interessanti che sono derivati dal confronto con gli operatori? Beh, il confronto degli operatori inizia sostanzialmente oggi con 4 sessioni tematiche molto precise, andranno avanti per un mese questo lavoro, lo si vedrà il 4 dicembre quali saranno i risultati. Ho chiesto che siano risultati di medio e lungo periodo proprio perché l'analisi attuale è importante, ma dobbiamo capire che nel mercato internazionale dobbiamo fare squadra, quindi mi aspetto veramente un lavoro importante dagli operatori, ma che abbia un respiro di lungo termine. La Regione quindi non è venuta qui a questa conferenza per dire agli operatori cosa fare, ma per sapere cosa fare agli operatori? Sì, per fare un lavoro insieme, gli operatori turistici, le associazioni di categoria, la Regione, gli enti locali devono avere a disposizione uno strumento unico di comprensione di dove va il mercato e quali sono i nuovi interlocutori a livello internazionale. Per fare questo dobbiamo metterli tutti quanti attorno a un tavolo, senza che qualcuno insegni a qualcun altro, ma che ognuno porti il proprio apporto in maniera tranquilla, serena, ma avendo una prospettiva di lungo termine. Il turismo non è solo un settore strategico per il Veneto, ma il turismo è il leader dell'Italia, quindi ha anche la responsabilità di dire qualcosa. Sì, quello è quello che poi io ho ribadito al governo, vedono il Veneto come leader sul settore del turismo e penso che abbia tutte le carte in regola per dettare il proprio futuro, ma anche il futuro dell'Italia, mettendo a disposizione delle esperienze e anche uno studio che in qualche misura possa aggredire i mercati internazionali.